L'amministrazione comunale di Tarcento dice no alle unioni dei comuni. Sentiamo il perché dall'assessore al bilancio Loris Agosto. Questa sera andiamo in discussione con questo ordine del giorno dove noi presentiamo le nostre perplessità alla proposta di disegno di legge sulla Unione Montana. Riteniamo fondamentale due cose: che questa legge non rispetti quello che è il principio di sussidiarietà, e cioè siano i territori, i singoli sindaci, gli amministratori locali che vivono in trincea a decidere quali sono le funzioni obbligatorie per svolgere i servizi associati e non vengano imposti dal disegno di legge come attualmente sta accadendo. Ad esempio funzioni quali personale, scuola, tributi, noi riteniamo, ma anche l'esperienza insegna, che non possano essere gestite da un ente in modo obbligatorio sovracomunale e da un ente imposto dalla Regione. Il secondo aspetto al quale avanziamo perplessità è il concetto di democraticità. La riteniamo questa legge poco democratica. Come mai questa riforma che si sta portando avanti da circa 2 anni, che la Regione vanta di essere partita dal basso, non recepisce le richieste dei comuni come Tarcento ma di tanti altri che vantano polemiche nei confronti della normativa? Pur non volendo fare il pierino della situazione, riteniamo che tutto il lavoro che è stato svolto dai sindaci sia un lavoro positivo, ma che questa presentazione del disegno di legge della Regione, questa traduzione poi alla fine del disegno di legge regionale, non rispetti i comuni. Ma si risparmierà oppure no? Io ho dei seri dubbi che si vadano a ridurre, perché ad esempio questa legge prevede di portare le unioni montane a 9 enti, mentre adesso le comunità montane sono solo 4.